Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Hanno sfilato per le strade di Riace in 4.000 per sostenere il sindaco Mimmo Lucano. Lui ha salutato tutti dalla finestra stringendo il pugno. Continuano le ricerche del bimbo che risulta scomparso da giovedì sera. La zona tra San Pietro a Maida e San Pietro Lametino, dove sono stati recuperati i corpi della mamma e del fratellino di 7 anni del bimbo, viene battuta palmo a palmo. Riunione in prefettura a Crotone per fare il punto della situazione dopo i danni e i disagi causati dal maltempo. 95 famiglie evacuate. A Vibo e a Siderno si lavora per riparare i danni provocati dal maltempo. Il bilancio è pesante, ci vorranno giorni per tornare alla normalità. Il capo della Protezione Civile nazionale Borrelli risponde alle critiche sull'allerta meteo. L'allarme c'era, dice, compito dei sindaci intervenire, ma ammette che il sistema è da rivedere. 4 arresti dei carabinieri nel Reggino, individuati il responsabile dell'illecita coltivazione di marijuana scoperta ad agosto in una zona impervia, coinvolto anche un minore. La droga avrebbe fruttato oltre 3 milioni di euro. Identità mediterranea è il tema della 12ª edizione del Premio per la Cultura Mediterranea, a Rendano di Cosenza la cerimonia per la consegna dei riconoscimenti. A Carpi il Cosenza gioca una partita quasi a senso unico, ma paga a caro prezzo il solito errore individuale. L'uruguagio Baez indovina la traiettoria giusta per portare a casa il punto. Buonasera dalla redazione del TG10. Un commosso Mimmo Lucano ha accolto i 4.000 manifestanti che a Riace hanno sfilato per le vie del centro cittadino, passando per la piazza principale e poi recandosi proprio sotto l'abitazione del sindaco attualmente sospeso. Mimmo Lucano, commosso, poi ha alzato un pugno in segno di saluto per ringraziare la folla mentre intonava Bella Ciao. Sentiamo. Ecco Mimmo Lucano che guarda i manifestanti giunti in corteo sotto la sua abitazione e, ascoltando intonare Bella Ciao, saluta con il pugno chiuso. È l'ultimo atto della giornata vissuta a Riace dalle circa 4.000 persone che hanno deciso di testimoniare vicinanza al sindaco sospeso e in regime di arresti domiciliari perché è accusato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Gente comune e personalità del mondo politico e sindacale, insieme per dar forza al primo cittadino del centro divenuto simbolo dell'accoglienza e macchiato adesso da un'inchiesta che, al di là degli aspetti giuridici, ha innescato un dibattito acceso nel paese. Cittadina onoraria di Riace, non si è sottratta alle domande dei cronisti l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini. Sono qui perché sono sicura che Mimmo Lucano saprà, smontare anche quanto oggi gli viene attribuito, saprà difendersi dalle accuse che oggi gli attribuiscono, nel pieno rispetto certamente della magistratura, ma credo che in certi momenti sia importante manifestare vicinanza quando qualcuno si trova a vivere un momento difficile. Oggi siamo qui per manifestare non solo il modello Riace come modello di accoglienza, ma anche per contrastare le politiche che sia l'Europa di Visegrad sia il decreto sicurezza di Salvini sta mettendo in discussione. Vogliamo un'Europa dei popoli e non un'Europa delle banche e della finanza. Siamo qui a fianco ad un uomo che certamente ha abbondato di umanità. La nostra presenza, insieme a quella di tante associazioni, di tante altre realtà che abitano in Calabria e non solo in Calabria, che vengono da fuori, per sostenere e incoraggiare questo modello di Riace, questo modello di accoglienza, e per dire che l'accoglienza e l'integrazione sono valori che vanno oltre la politica ma riguardano la nostra umanità. E noi siamo dalla parte dei diritti umani, la chiamano disobbedienza civile, qualcuno la chiama violazione della legge, io penso che sia rispetto dei diritti principali. L'unico reato che ha commesso è quello di umanità e allora siamo tutti complici e tutti colpevoli di questo reato. Io considero sempre il vento che spira in Italia in questo momento, un vento particolare che voi conoscete bene, un vento di razzismo, di intolleranza, e Riace rappresenta tutto l'opposto. Anche il padre di Lucano ha ringraziato tutti e ha rivolto un appello ai giudici. Gli uomini del soccorso alpino, cambiamo argomento, parliamo del maltempo che ha funestato la Calabria in questi giorni, stanno controllando ogni anfratto, cercano tra gli arbusti, ma ancora nessuna traccia del bimbo di 2 anni che risulta disperso da giovedì sera. La zona è quella tra San Pietro a Maida e San Pietro Lametino, lì dove sono stati ritrovati i corpi della mamma Stefania Signore e dell'altro fratello di 7 anni. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte, continuano, ma non ci sono al momento dei risultati.
Oggi c'è il sole e fa caldo alla Mezzia Terme, è una giornata completamente diversa da quella di ieri, si suda e sudano anche i soccorritori che stanno ancora cercando il corpicino disperso di questo povero bambino di 2 anni. Ormai è sicuro che è rimasto sepolto sotto una coltre di fango che è alta almeno mezzo metro in questi uliveti che sono alle mie spalle. Abbiamo sentito per gli ultimi aggiornamenti il capo della Protezione Civile regionale Carlo Tanzi e anche un operatore del soccorso alpino. Le ricerche continuano, abbiamo incrementato il numero di operativi, abbiamo anche il soccorso alpino speleologico della Regione Calabria, quindi altre 35 unità in più. Stiamo battendo a tappeto tutta questa zona qui. Ora stiamo anche scavando con dei mezzi meccanici perché nella zona in cui abbiamo ritrovato i corpi della signora e del figlio più grande c'è una vasca profonda circa 5 metri, quindi che era completamente colma di acqua e fango, che potrebbe potenzialmente rappresentare anche una zona in cui si può ritrovare il corpicino del bambino. Un'altra possibilità è più a valle, abbiamo un canale che passa sotto l'autostrada, un canale molto largo di circa 1 metro, lì abbiamo visto che ci stanno il canale è otturato, quindi anche quello potrebbe rappresentare una zona su cui fare delle ricerche. È chiaro che il bambino, considerata la dimensione del corpo, del corpicino, può aver subito un trasporto completamente diverso rispetto a quello della mamma e del fratellino, che comunque erano un po' più pesanti. Stiamo ribattendo le zone che sono state già ribattute ieri, ovviamente la ricerca si restringe in modo da poter battere ogni parte di terreno in modo più efficace. Abbiamo già fatto alzare un elicottero in mattinata in modo da poter avere anche una visione dall'alto di quella che è stata la percorrenza di questa piena, che poi ha invaso, come avete visto, diversi appezzamenti di terreno, e quindi stiamo adesso lavorando sulle tracce scaricate dall'elicottero. Piangiamo per la tragedia di Lamezia, piangiamo perché è da tempo che la Calabria versa lacrime per eventi dolorosi. Piangiamo perché il 100% dei comuni calabresi è a rischio idrogeologico. Piangiamo perché per anni abbiamo assistito da spettatori alla devastazione di questa terra. Piangiamo perché la regione è stata distrutta da chi ha speculato arricchendosi, lasciando ai calabresi la tristezza dei cocci. Piangiamo perché nessuno ha vigilato come avrebbe dovuto. Piangiamo perché non ci siamo mai indignati, se non nei momenti del dolore. Piangiamo l'incuria del nostro territorio, sul quale in anni di oblio sono state compiute le peggio cose. Piangiamo per il futuro rubato a questa terra e ai nostri figli. E adesso che si fa? Come sempre la conta dei danni e l'indignazione postuma, un esercizio che ormai ci riesce bene, verso il quale abbiamo una discreta propensione. E come spesso avviene nei momenti intensi, aspettiamo che tutto passi per continuare poi come nulla fosse. È il destino della Calabria, Cenerentola d'Europa, che non riesce a liberarsi dai fantasmi del passato. È triste, molto triste, con la nostra anima avvolta nel dolore per la perdita di vite umane che purtroppo ogni tragedia consegna al nostro vissuto collettivo. Molto colpita la provincia di Crotone, riunione in prefettura per fare il punto sulla situazione dopo i danni e disagi causati dal maltempo. Ci sono 550 persone evacuate, criticità anche sulle strade provinciali ancora interrotte, è intervenuto anche l'esercito. Il peggio sembra essere passato a Crotone, dove il territorio è stato monitorato per tutta la notte. Questa mattina in prefettura alla riunione dell'unità di crisi. È stata una notte difficile, ci sono stati dei momenti un po' antipatici, perché soprattutto per la questione dell'Esaro. Il prefetto Cosima Di Stani ha fatto il punto della situazione con il centro coordinamento soccorsi, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, da oggi anche i militari dell'esercito. Si continua a lavorare sulle criticità
criticità presenti sia in città, dove ieri sono state evacuate 95 famiglie, circa 400 persone, a cui nelle scorse ore se ne sono aggiunte altre 150. In tutto al momento si contano ben 550 tra uomini, donne e bambini fuori casa. Criticità continuano a persistere a Cutro, Isola Capolizzuto e sulla statale 106. Problemi al traffico ferroviario lungo la linea ionica tra Catanzaro e Crotone, interrotta la linea tra la città pitagorica e Sibari, strade impraticabili che non hanno consentito a Trenitalia di organizzare un servizio sostitutivo. Nel crotonese anche questo problema affrontato in prefettura a causa di uno smottamento, chiusa la strada provinciale 52 Crotone e Papanice, la Ciro Umbriatico, nonché la strada provinciale 38 per Roccabernarda. Sorvegliati speciali restano i fiumi Esaro, Neto e Tacina. A Vibo e a Siderno si lavora per riparare i danni, il bilancio è pesante, ci vorranno giorni per tornare alla normalità. Iniziamo da Siderno. È da qui che il mostro ha trovato gradatamente forza per spostarsi verso il centro abitato, portando con sé terrore e distruzione. Il tornado, che nella notte tra giovedì e venerdì erano le 3:15, ha piegato il quartiere Pellegrina, periferia nord di Siderno, suscita ancora paura e alimenta timori per il futuro. Insomma, il pensiero fisso è che possa riproporsi un fenomeno così devastante. Il clima quasi tropicale, alle 10:45 di oggi, 24 i gradi registrati, ma il tasso di umidità era molto alto, autorizza l'ipotesi. Il bilancio dei danni resta ancora parziale: case, ristoranti, laboratori di piccole imprese, un camping tra i più noti in Calabria, il Caravan Sud, in ginocchio. Questa che vedete è la stradina dove il tornado si è poi incanalato, provocando disastri nelle abitazioni. Raccontano alcuni testimoni di essersi trovati il vortice dentro le stanze. Adulti e bambini, c'è chi oggi proprio non ha pensato di andare a scuola, hanno cercato solo di ripararsi ed evitare conseguenze ben più gravi. E se non c'è scappato il morto si può parlare certamente di un miracolo. Ora c'è speranza nell'azione della Regione, che ha chiesto il riconoscimento della calamità naturale. Questa mattina l'assessore regionale Maria Teresa Fragomeni ha effettuato un sopralluogo. Ma i sidernesi veri e laboriosi non si sono arresi e da stamattina si sono tirati sulle maniche per ricominciare. C'è da rimuovere materiale per tonnellate, da ripulire luoghi che fino ad avantieri erano punti di incontro. La fatica però non spaventa. Nella disgrazia ancora una volta c'è la possibilità di dire cose belle. Al lavoro prezioso di vigili del fuoco, protezione civile, forze dell'ordine, prefettura si è aggiunto quello dei volontari, ed è forse grazie a questa gente che il mostro fa meno paura. Una disgrazia, penso che le immagini parlano da sole, è distrutto tutto, una vita di sacrifici buttati così in un attimo di secondo. Il camping Caravan Sud? Tutto, il camping, roulotte, recinzione, cancello, finestre, porte, non c'è più niente. Senta, ma chi era qui ha visto delle strutture volare in aria? Sì, strutture, c'è spedalò, delle spiagge, cose che non erano presenti nella struttura, sono volate dappertutto in un attimo di secondo, è successo il finimondo. Non c'è niente, potete vedere tranquillamente perché non c'è più niente, c'è il disastro. È una tromba d'aria, avete sentito dei rumori? Sì, molto probabilmente sì, se no non si spiega, un tornado è una tromba d'aria, non si spiega altro. La struttura muraria, qua di fronte, in questa struttura? Sì. Può fare anche delle riprese, può vedere tranquillamente che non c'è più niente, porte e finestre non c'è più niente, tutto a cielo aperto. È un qualcosa indescrivibile, però vorrei veramente che chi di competenza venga qui a vedere quello che c'è e quello che c'è da fare soprattutto. A me questo importa. Quella che vediamo è la struttura muraria del camping? Sì, distrutta. C'erano delle porte, delle finestre, non c'è più niente, tutto a cielo aperto, il tetto completamente sfoliato, le roulotte una sopra l'altra, detriti di cose che non sono nostre, che non ci appartengono, chissà da dove sono arrivate, perché è stata fortissima come tromba d'aria, ma anche i vicini di casa hanno avuto dei danni, dappertutto. C'era qualcuno che dormiva dentro? Sì, c'erano i miei genitori con mia sorella.
Sono Pizzoni e Polia, i due centri del Vibonese più colpiti dall'ondata di maltempo che si è abbattuta causando danni ingenti. A Pizzoni, in particolare, a creare maggiori problemi sono stati i fiumi Cerasia e Tridio, straripati in più punti, inondando il paese di fango e detriti. La zona più colpita è quella a valle del paese, come Contrada Zocchi, ma fango e acqua hanno provocato danni un po' ovunque. In molte zone sono inoltre saltate le fogne e si è rotta la condotta del gas con conseguenti gravi rischi. Oltre 15 famiglie continuano a rimanere senza luce, mentre altri problemi hanno creato i detriti che si sono fermati nei pressi di un ponte in cemento armato che è stato poi demolito per consentire il normale deflusso dell'acqua. Una situazione difficile che il territorio paga per la mancata pulizia degli alvei e dei fiumi che non viene effettuata in maniera adeguata da circa 3 anni. Non è da meno la situazione nell'area tra Capistrano e San Nicola da Crista, molte le strade con l'asfalto letteralmente saltato in diversi punti, per cui è del tutto impossibile percorrerle, con molte zone che rimangono isolate. Confermate le criticità a Monterosso, dove da subito comunque il sindaco si è attivato per aprire varchi sulle vie di comunicazione in modo da consentire, là dove possibile, il passaggio dei mezzi di soccorso. Situazione difficile anche a Polia, quasi isolata, al pari della frazione Tre Croci, dove la strada è franata in 3 punti. Frane e smottamenti in strada anche in località Camarda, dove il fango ha cancellato la storica fontana, e nella frazione Menniti. In molte zone manca la corrente elettrica e i corsi d'acqua fanno davvero paura. Nella notte i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti nella frazione Lia per effettuare la verifica di un'abitazione a seguito di una frana, per cui si è deciso di procedere allo sgombero dell'abitazione occupata da 2 anziani coniugi ed un loro figlio, che sono stati trasferiti in un alloggio di proprietà di un loro congiunto. Questo è il quadro della situazione. Naturalmente anche in questo caso si sono scatenate delle polemiche. Il capo della protezione civile nazionale Borrelli risponde alle critiche sull'allerta meteo, l'allarme dice c'era, il compito dei sindaci è quello di intervenire, ma ammette comunque che il sistema è da rivedere. Sentiamo. La pioggia incessante ha messo in ginocchio la Calabria, ha trasformato le strade in fiumi e travolto con violenza ponti, colture e auto. Si è portati via anche le polemiche sull'allerta meteo che con insistenza la protezione civile aveva diramato nei giorni scorsi. Allerta di tipo arancione, quella che secondo il protocollo impone ai sindaci di chiudere le scuole. Tanti primi cittadini avevano mugugnato guardando il cielo non minaccioso, criticando il sistema. Troppe allerte, troppe responsabilità scaricate sui comuni. Si pensi, era stata la posizione dell'ANCI che per il 4 ottobre in provincia di Catanzaro 50 comuni su 80 hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti scolastici. La protesta più vibrata era arrivata dal comune di Acquaformosa. Con insistenza e non senza polemiche si è chiesto di rivedere il sistema. La presenza del capo della protezione civile nazionale in prefettura Catanzaro per fare il punto sull'emergenza di queste ore in regione ha affrontato la spinosa questione. Le polemiche sono tutte infondate sul sistema di allertamento. Anche questa volta l'allerta era stata data ed era stata coerente. I sindaci hanno detto che avrebbero chiuso, alcuni sindaci hanno chiuso le scuole. Bene hanno fatto se ritenevano che quelle scuole erano in un'area in cui potevano esserci dei rischi, dei pericoli, perché voi dovete sapere che chi gestisce il territorio è il sindaco, quindi noi stiamo lavorando per fare una piattaforma nazionale di allertamento, supportare i sindaci con una gestione centralizzata, ma bisogna partire dalla pianificazione di protezione civile che deve essere aggiornata, deve essere su base cartografica, dobbiamo automatizzare dei piani di protezione civile che oggi sono sulla carta o su un CD-ROM. Cambiamo argomento, passiamo alla cronaca. Il 21 agosto scorso vi abbiamo raccontato il ritrovamento di una grossa piantagione di stupefacenti. Ora si è risaliti ai presunti responsabili della illecita coltivazione scoperta dai carabinieri nel Reggino appunto il 21 agosto scorso. Coinvolto anche un minore, lo stupefacente sequestrato avrebbe fruttato oltre 3 milioni di euro.
2 mesi fa i carabinieri di Rosarno, supportati dallo squadrone eliportato cacciatori, individuarono questa piantagione di canapa indiana nel Regino, oltre 28.000 piante dall'altezza media di circa 170 cm. Era il 21 agosto scorso. La piantagione, alimentata da un articolato sistema di irrigazione, si trovava in un fondo agricolo in disuso, era nascosta tra la fitta vegetazione circostante che ne rendeva complessa l'individuazione e l'accesso. Oggi sono stati arrestati i presunti responsabili. Si tratta di Domenico Arena di 28 anni e dei fratelli Rocco e Rosario Arena di 31 e 39 anni, figli del 64enne Domenico Arena, ritenuto esponente di spicco della cosca pesce di Rosarno, coinvolto nell'operazione di polizia All Inside del 2010. Un terzo fratello è attualmente ricercato. Nel corso delle indagini, i carabinieri, coordinati alla Procura di Palmi, sono riusciti a documentare il coinvolgimento dei componenti del nucleo familiare nell'illecita coltivazione. Da qui il nome dato all'operazione, ossia We Are Family. Tra gli indagati c'è anche un minorenne, la cui posizione adesso è al vaglio della Procura dei minori di Reggio Calabria. Le persone coinvolte sono ritenute responsabili a vario titolo di concorso in coltivazione di sostanze stupefacenti del tipo canapa indiana, con l'aggravante dell'ingente quantità, e lo stupefacente avrebbe fruttato oltre 3 milioni di euro. E adesso il calcio, il Cosenza a Carpi gioca una buona gara, praticamente a senso unico, soffre pochissimo, soltanto gli attacchi sporadici dell'ex Arrighini, sfiora il vantaggio più volte, poi arriva la beffa a inizio ripresa, una beffa che questa volta il Cosenza è riuscito a riparare grazie all'ingresso e al gol straordinario di Baez. Stavolta è il Cosenza che esulta alla fine. Il gol di Baez rimette le cose a posto ed evita l'ennesima beffa per la formazione di Braglia. L'attaccante uruguagio disegna la traiettoria più imprevedibile e lascia il segno nei pochi minuti a disposizione, limitando i danni in una gara per lunghi tratti dominata da Cosenza. Squadre a corto di punti, ma è solo quella rossoblù a cercare con insistenza la via della rete. L'avvio, come a Cremone, è aggressivo. I lupi schiacciano l'avversario recuperando palloni utili per Maniero e Di Piazza. Manca la precisione e un pizzico di fortuna, quella che al Cosenza sembra aver girato le spalle in questo avvio di campionato. Gli ospiti non affondano il colpo e il Carpi pian piano riprende coraggio. Solo Pasciuti e Arrighini però sembrano in grado di far male la difesa silana. Ad inizio ripresa arriva puntuale il solito errore individuale che come sempre viene punito con la massima pena. La presa di Saracco sul tiro di Jelenic non è perfetta, Mokulu gioca bene le sue chance e offre a Pasciuti la palla dell'1-0. La mazzata non spegne il Cosenza, che si getta in avanti in modo rabbioso, e Idda il primo a sfiorare il gol del pareggio, ma Colombi smanaccia, così come sul cross velenoso di Dorazio. I rossoblù assediano l'area del Carpi e le occasioni da gol sono continue. L'ingresso di Baez e Baclé dà ancora più forza ai lupi, che protestano per l'atterramento di Garritano in serpentina fino all'area piccola. Il Litteri lascia correre nonostante l'ostruzione di Poli sia evidente, ma il Cosenza non si rassegna. Il tiro cross di Baez regala il pari e con qualche minuto in più forse la sosta sarebbe stata ancora più dolce. Abbiamo fatto una bella partita, determinati, convinti di poterla vincere. Io sono felice per ragazzi, se continuiamo così i risultati arrivano e ci leviamo delle soddisfazioni. Noi abbiamo fatto delle partite anche prima giocando 3-5-2 bene, poi però alla fine andavi in vantaggio e poi pareggiavi, no? E tutti ti dicono, però ha giocato bene. Mi è già successo anni fa con la Juve Stabia, le prime 5 partite. Poi lì mi misi 4-2, 3-1 e si arrivò, mi sembra, a settimi o ottavi. Ora mi auguro che giocando in una certa maniera questa squadra riesca ancora di più a crescere, a sfruttare le occasioni che crea, diventare più cattiva e più determinata a volte negli episodi contrari. Vibonese travolta da Catania per 3-0, come detto ieri è stato rinviato il derby fra Catanzaro e Regina per le questioni legate al maltempo. Sono stati consegnati ieri sera al Teatro Rendano di Cosenza i riconoscimenti del Premio per la Cultura Mediterranea Fondazione Carical. Il Teatro Rendano di Cosenza è stata la location prescelta per la cerimonia di premiazione dei vincitori della 12ª edizione del Premio per la Cultura Mediterranea Fondazione Carical.
I valori fondamentali di dialogo, accoglienza e pace che hanno animato il premio fin dalla sua istituzione sono stati declinati attraverso il tema portante dell'edizione 2018, ovvero identità mediterranee. Nel tema di quest'anno abbiamo anche inserito un sottotitolo, le contaminazioni, i punti di contatto che ci sono, tra cose apparentemente diverse ed opposte, ma ci sono punti di contatto e sono le contaminazioni, per cui non c'è mai un nero ed un bianco, ma c'è anche un grigio che nasce dall'incontro di questi due colori base. L'ambito riconoscimento è stato conferito per la sezione traduzione a Mario Casari, per la sezione narrativa giovani ad Enrico Galliano, per la sezione premio speciale della Fondazione Carical all'astrofisico calabrese Salvatore Vitale, per la sezione cultura dell'informazione a Paolo Rumiz, per la sezione scienze dell'uomo a Sergio Luzzatto, per la sezione narrativa a Fernando Aramburu. Non è stato conferito il premio Società Civile destinato alla sociologa turca Nilufer Ghelè, assente per seri problemi di salute. Nel corso della serata, accoglienza, condivisione e dialogo sono stati i temi portanti che inevitabilmente hanno stimolato una riflessione su quanto è accaduto a Riace. Io voglio devolvere metà di questo premio alla città di Riace, non per contestare l'operato di un giudice, assolutamente no, perché io credo nella giustizia, ma perché ritengo che nel generale abbandono della montagna italiana il modello Riace sia uno dei pochi che possono funzionare. Al termine della serata arriva anche l'annuncio a sorpresa da parte del presidente Mario Bozzo della sua volontà di lasciare presto la presidenza della fondazione. Una mela per finanziare la lotta alla ricerca sulla sclerosi multipla, torna anche quest'anno la mela dell'AISM, manifestazione che vedrà mobilitarsi 13.000 volontari dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla in 5.000 piazze italiane, non fa eccezione la Calabria. A Cosenza oggi e domani sull'isola pedonale, nelle parrocchie delle città della provincia, sarà possibile sostenere la ricerca. In Italia ogni anno 3.400 persone vengono colpite dalla sclerosi multipla con una nuova diagnosi ogni 3 ore. Adesso le previsioni del tempo per le prossime ore. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. È prevista una graduale attenuazione della morsa di maltempo che sta interessando la Calabria e la Sicilia orientale nelle ultime 24 ore. Il vortice depressionario tende a spostarsi ulteriormente verso nord, coinvolgendo le regioni settentrionali e centrali tirreniche. Domani avremo qualche nuvolamento sui versanti tirrenici centro-settentrionali, con possibili piovaschi sul settore nord del Cosentino. Generalmente poco nuvoloso sulle restanti zone della Calabria. Temperature in lieve aumento sui versanti ionici, stazionari altrove. Domani venti deboli occidentali sul Tirreno, con mare poco mosso, deboli meridionali sullo Ionio, con mare poco mosso. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, buona serata e buon weekend. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.